1.700 gli immobili ERP, edilizia residenziale pubblica gestiti da Ater, 900 circa quelli di proprietà del comune di Treviso, gestiti invece da un'azienda privata, 146 quelli destinati da Ater all'emergenza abitativa, casi limite segnalati proprio dai servizi sociali del comune. Una percentuale che oggi si attesta al 10%, così vuole la legge regionale, e che presto potrebbe salire fino al 20% come richiesto dai comuni proprio alla regione. Finalmente, dopo diverse peripezie, la graduatoria definitiva che stabilisce le priorità delle assegnazioni a Treviso è stata approvata. All'origine del disguido un bug che aveva fatto slittare di diverse posizioni alcune famiglie, sistemato grazie all'intervento della regione. Quello che noi chiediamo e chiediamo a gran voce ai comuni è che i servizi sociali dei comuni siano a fianco di Ater, perché i nostri inquilini a volte molto spesso vanno accompagnati e vanno educati, perché il canone minimo previsto dalla legge 39, che è di 40 euro, non posso accettare che mi venga detto che è il motivo per cui arriviamo a uno sfratto, perché i 40 euro al mese non devono essere un grossissimo problema. Ma il problema è educare la gente. Le prime 24 case saranno assegnate entro un mese, con l'inizio dell'anno a lavoro per altri 24 alloggi, ma sono 600 ad oggi le famiglie in lista d'attesa ERP. Diversi i casi di insoluto cui Ater sta facendo fronte, con buchi anche di 40.000 euro. Non sono solo i soldi dell'affitto, ma sono anche le spese condominiali che ovviamente risponde il proprietario e noi ci troviamo a pagare. Ci troviamo con spese importanti come i 40-45.000 euro di insoluti. Però dà fastidio quando l'ufficiale giudiziario con il nostro personale, con le forze dell'ordine, entrano in quegli appartamenti e magari ci troviamo televisori a 65 pollici in soggiorno. Scusatemi, ma prima di comprare il televisore a 65 pollici, prendetene uno un po' più piccolo e pagatevi l'affitto, garantitevi un tetto sopra la testa.